Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, buongiorno, ben ritrovati. Io sono Maria, pronta ad accompagnarvi anche oggi con le novità insieme a Radio.0. Allora, siamo pronti a partire, ad andare un po' a capire come andrà questa giornata, come saranno queste prossime ore, saranno felici, saranno un po' turbate? Beh, lo scopriamo subito perché partiamo con i nostri amici dell'Ariete. Voi avete la luna in trigono a Giove oggi nel vostro cielo, quindi in questo pomeriggio vi farete in 4 per confortare, ascoltare, aiutare un amico in difficoltà e dargli buoni consigli. Sappiate attendere saggiamente, non forzate quelle situazioni che hanno ancora bisogno di un po' di incubazione, di tranquillità. Toro, per voi grandi idee con Urano congiunto saranno ricche di ingegno e originalità. Nel proporle però siate particolarmente anche voi fantasiosi, entusiasmanti ed energici soprattutto. Urano invece continua la sua orbita nel vostro segno, potreste quindi dare un tocco personale vincente al vostro lavoro. Gemelli, mattinata che trascorre in compagnia di Mercurio in trigono a Marte e Nettuno quadrato, quindi dovrete fare una cernita tra ciò che per voi è essenziale e ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, dovete proprio prendere una direzione precisa. La luna nell'opposto Sagittario invece rende questo pomeriggio un po' agitato e stancante. Il nostro consiglio è ritagliarvi degli spazi per riposare, per tranquillizzarvi un po'. Cancro, siamo da voi. Venere e Urano vi sono solidali, vi porteranno una buona ventata di novità. Sarete disponibili a innamorarvi e a iniziare una nuova vita insieme all'amato bene. Con Giove in dissonante posizione invece potreste trovarvi a spendere un po' più del previsto, giusto un po', quindi siate più oculati. Leone, la luna vi sorride in questo pomeriggio. Dopo il provare e riprovare 100 volte vi accorgerete che la soluzione a un problema stava a un palmo dal vostro naso. Succede sempre così, tranquilli. Marte vi darà la possibilità di passare dal pensiero all'azione, realizzando anche le imprese più complicate. Datevi da fare. Vergine, eccoci. Grazie alla luna ancora nell'amico Scorpione è buona l'intesa oggi tra colleghi o anche con i familiari. Riceverete tante dimostrazioni di affetto e stima ed è proprio quello di cui avete bisogno. Con Marte quadrato invece prudenza, attenzione se siete in viaggio in situazioni che richiedono prontezza di riflessi da parte vostra. Bilancia, considerando Mercurio ostile a Plutone sul lavoro datevi un metodo, siate ordinati e meticolosi, no alla tentazione di lasciare spazio alla dispersione, non vi serve. Plutone contro invece potrebbe far affiorare una certa stanchezza, ecco, e una forma fisica al di sotto dei livelli, quindi oggi dovete un po' ricaricare le batterie, l'energia. E per i nostri Scorpione oggi c'è la luna in trigono a Nettuno, quindi nella professione dovrete dimostrare di avere la capacità di imparare cose nuove sempre e di saper riconvertire le vostre risorse. Dovete sempre sapervi aggiornare anche voi. Se siete single, probabile la conoscenza di una persona speciale per voi in questi giorni. Per chi è in coppia, invece, grande intesa. Sagittario, per merito della luna, anche per voi alleata di Giove, gli amici saranno proprio ben disposti verso di voi e voi altrettanto, perché funziona così, o almeno dovrebbe. Chi dà poi riceve. Sarete pronti a dare a tutti una mano se ne avranno bisogno, quando ce ne sarà il bisogno. Giove propizio dall'Ariete invece vi sostiene nel morale e nei progetti importanti. Andate avanti così. Capricorno, voi oggi avete un po' Mercurio quadrato a Plutone, giusto un po', Dovrete quindi sforzarvi per guardarvi intorno con rinnovato interesse e scovare ciò che vi è utile per piacevoli e gratificanti attività, per rendere la giornata un po' più leggera. Con l'amicizia del tecnologico Urano in trigono invece scoprirete di possedere talenti fin qui non espressi. Beh, era il momento di tirarli fuori. Acquario, anche se in apparenza socievoli come sempre, vi dimostrate oggi Saturno, c'è un ma ancora in casa vostra, vi fa desiderare di disertare le serate mondane per fuggire dalla confusione, per scappare. Quindi offrirete a un amico l'opportunità di apprezzarvi più in fondo, di conoscervi meglio, mostrandovi però nelle condizioni migliori. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Mattinata quella di oggi con la luna in Scorpione in trigono a Nettuno nel vostro cielo. Vi scambierete con la persona amata intensi e significativi gesti d'amore e d'affetto. Tante idee nuove poi, intuizioni geniali per voi e spunti originalissimi per le vostre imprese legate alla carriera. Avete scelto la vostra direzione. E tutto quindi anche per oggi. Dalle novità dell'oroscopo il nostro appuntamento quotidiano si chiude qui, ma vi aspettiamo domani mattina ancora con tante curiosità, le curiosità del giorno. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0